Oggi in questo anfiteatro naturale che è San Boldo, il ciclismo incontra la storia. Il Giro d'Italia passa dopo 53 anni nella strada dei 100 giorni. Noi siamo qui tra la gente a raccontarvi le emozioni di un giorno indimenticabile. È un colpo d'occhio fantastico, Tove nel San Boldo lo aspettavano da 53 anni, siamo felici di questo successo. Ovviamente ci auguriamo che non sia di non dover attendere altri 53 anni per riaverlo di nuovo sul San Boldo. Che giro è stato fino ad oggi? Direi bellissimo, entusiasmante, come lo è questa giornata di splendido sole che il Veneto ci sta regalando. E oltretutto questo contesto è meraviglioso. Il giro è qualcosa che va al di là di quella che è la fantasia, di quello che è la bicicletta, è molto di più. E saperlo leggere è una grande fortuna perché arricchisce. È il bello che collega nord, est e ovest e ci permette di transitare da zone come le vostre che sono l'oro, anche se non brilla come l'oro, ma lo è a tutti gli effetti. Siamo qui in cima al San Boldo dove ricorrono tante cose, tante sensazioni anche oggi, nel senso che questa è la strada dei 100 giorni, realizzata in 100 giorni, l'anno scorso ha festeggiato anche i 100 anni, in cima al San Boldo è una grande festa, per arrivare qui ho fatto una fatica immane, siamo circondati da una folla, oserei dire usando una parola del mio carissimo amico, oceanica. Oggi anche qui Ca' Poggio ha voluto seguire il Giro dà sempre un saluto a noi, oggi vogliamo dare noi un saluto al Giro d'Italia. Sì, naturalmente noi siamo qui per rappresentare il Belgio e anche per rappresentare il gemellaggio tra il muro di Geraardsbergen, il muro del Ca' Poggio e il muro della Bretagna e noi siamo qui e siamo contenti. Guardo i miei ex compagni, ex rivali passare su, gli farò il tifo come è giusto che sia. Mi sarebbe piaciuto essere qua anche a me sul gruppo, ma va bene così. Siete venuti dalla Colombia per fare il tifo per? Miguel Ángel López, Chávez, Superman López, Iván Sosa, tutti i colombiani, Carapaz anche gli equatoriani, madonna, come no. Dal Brasile a pedalare su San Boldo. Sì, il Brasile in Giro d'Italia. Chi non mangia in compagnia?